C'è una situazione che si era creata, soprattutto all'inizio di quest'estate, con tante persone che dormivano nelle prossimità della stazione, e si è parlato di una situazione di difficoltà, di degrado. Ecco, noi come amministrazione comunale riteniamo che questa situazione, che viene definita come degrado, debba essere vista da due punti di vista. Tutelare gli interessi dei cittadini, ma anche quelli di persone che non trovano altro posto per dormire e bivaccano in stazione. Con questo spirito, per 2 mesi, gli agenti della Polizia Locale di Padova hanno controllato la zona della stazione, comprese via Tommaseo e via Donghi, l'area verde della Torre Belvedere, via Valeri, piazzetta Gasparotto e piazza De Gasperi. Oltre 70 i bivacchi individuati, 35 gli ordini di allontanamento a persone che hanno occupato portici, sottoportici o marciapiedi. Abbiamo intrapreso un percorso che ha coinvolto sicuramente la Polizia Locale, che ha incrementato i suoi controlli, ha coinvolto ovviamente la PS, che ci ha dato una gran mano per prime ore del mattino per la pulizia completa di ogni parte della stazione. Parlo sempre della zona esterna della stazione, che è quella di competenza dell'amministrazione comunale, e poi soprattutto un grande lavoro dei servizi sociali, delle associazioni che si occupano proprio di queste persone che sono in difficoltà. 1 migliaio in totale le persone identificate dagli agenti, che hanno anche elevato 90 contravvenzioni al codice della strada, 26 i sequestri di stupefacenti individuati dalle unità cinofile. Oggi la stazione è in una situazione assolutamente ottima, direi. È una situazione che agli occhi dei cittadini è sicuramente diversa rispetto a prima, e noi abbiamo la consapevolezza anche di aver aiutato delle persone, aiutandole a andare in posti più sicuri rispetto a quelli di dormire sotto un portico.